I fondi spesi e stanziati non sono europei, ma nazionali e regionali. Per questo la Procura europea si è fatta da parte sul caso Cannes. Come si ricorderà, la vicenda gira intorno ad un affidamento senza gara alla Absolute Blue di 2.200.000 euro finalizzati alla realizzazione di una mostra fotografica Sicily Women and Cinema e a fare promozione della Sicilia al 76esimo Festival del Cinema in Costa Azzurra. L'inchiesta resta adesso in mano alla Procura di Palermo e di quella della Corte dei Conti, che indagano sull'eventuale sperpero di denaro pubblico. Tutto accadde quando era in carica l'assessore Manlio Messina, ma il governo Schifani ha bloccato tutto, accertando la possibilità di irregolarità sul pregresso e fermando le successive spese per l'edizione 2023. Oltre 900.000 euro per allestire Casa Sicilia all'Hotel Majestic, 311.000 per lo shooting fotografico affidato a Moja, 511.000 per animazioni, conferenza stampa e consumi, 306.000 per pannelli pubblicitari, quasi 800.000 per manodopera e 30.000 per l'accoglienza degli ospiti della regione siciliana. E se da un lato l'ex assessore Messina afferma che i soldi erano provenienti da fondi europei e la ditta scelta aveva l'esclusiva, il defilarsi della Corte europea fa perdere corpo a queste dichiarazioni e i giudici hanno inoltre accertato che non ci fosse alcuna esclusiva. Una situazione complicata che dovrà anche spiegare perché, in assenza di esclusiva, appunto, l'affidamento è andato senza gara alla Absolute Blue.